come Partito Democratico ci siamo incontrati, ci stiamo incontrando nei vari territori proprio per consultare i nostri iscritti e le nostre iscritte in merito proprio a questa proposta di candidatura che è emersa dal tavolo della coalizione in merito alla figura del senatore Andrea Martella. La consultazione interna del Partito Democratico veneziano nei vari territori comunali sulla candidatura di Andrea Martella, prossimo sindaco di Venezia, rappresenta il primo passo di un confronto che nelle prossime ore sarà esteso a tutte le forze della coalizione di centrosinistra. Senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella ha scritto sul suo profilo social: «È tempo di contrapporre al fallimento del centrodestra una visione nuova della nostra città». Da un lato Venezia senza abitanti, sempre più spopolata, dall'altro Mestre che purtroppo è diventato simbolo di degrado e insicurezza, e quindi una città che invece va ascoltata e va profondamente cambiata. Siamo certi che anche la figura di Andrea Martella possa accogliere queste istanze. Sul versante del centrodestra, il candidato sindaco che appare più probabile per il dopo Brugnaro è Simone Venturini, attuale assessore alle politiche sociali, della residenza e del turismo. I nomi non sono ancora ufficiali, ma le dichiarazioni appaiono già da confronto elettorale. Io credo che il prossimo sindaco e quindi i candidati sindaco devono essere espressione di questa città, non devono essere calati dall'alto, non devono essere in posizioni di segreterie di partito romane e devono essere persone che hanno vissuto in questo territorio. Io credo che sarebbe un ottimo sindaco di Portogruaro, città che conosce molto bene, non so se ha la conoscenza e insomma abbia vissuto questa città come tanti altri candidati sindaco. Dichiarazioni anche un po' scomposte da parte dell'assessore Venturini, che in realtà in questi ultimi 10 anni è stato l'artefice purtroppo di tantissimi problemi legati alla città. Farsi fare anche la morale in qualche modo da chi ha governato 10 anni la città in settori strategici, ricordiamo casa, sociale e turismo, tanto per citarne un altro dei grandi problemi della città, assolutamente non l'accettiamo.